a respirare questi artifizi. I risarcimenti della grande alluvione dello scorso novembre. Da Bruxelles una buona notizia per gli operatori dell'agricoltura: c'è il via libera agli indennizzi. Il servizio. Attendono i risarcimenti con l'angoscia dei giorni, delle settimane e dei mesi che passano. A tranquillizzare gli alluvionati del Veneto l'annuncio ora di Mariano Carraro, vicario del commissario per l'emergenza, che assicura nessuna incertezza su quando verranno erogati i soldi. Entro i primi di luglio comunicheremo ai comuni l'importo complessivo dei singoli contributi, con le modalità per l'assegnazione dei saldi dopo gli acconti di dicembre. L'altra buona notizia riguarda i danni agricoli. Dall'Unione Europea c'è il via libera per gli indennizi. La Regione ha infatti inviato tutti i documenti integrativi richiesti ed ora, spiega Carraro, da Bruxelles è arrivata, seppur per adesso non in via formale, una rassicurazione sulla conclusione della procedura. Gli intoppi quindi sembrano ormai risolti. Il vicecommissario precisa anche che non c'è più il problema della franchigia. L'ultima ordinanza ne ha introdotta una sola, che è scesa a 500 euro, da applicarsi all'insieme dei beni mobili, mentre prima un frigorifero, una lavatrice o un tavolo potevano essere rimborsati solo se singolarmente superavano il valore di 1.000 euro. È stata inoltre imposta dal governo una soglia limite per i danni ai beni mobili pari a 30.000 euro, che risulterebbe naturalmente molto bassa per le aziende, ma anche qui Carraro vuole tranquillizzare gli imprenditori. Attrezzature, macchinari, in generale tutti i mezzi di produzione sono esclusi da questa soglia. Per questi rimane il limite massimo rimborsabile del 75% del valore complessivo. Oggi è il 13 giugno, si celebra Sant'Antonio, tra i più amati di tutto il mondo. Sin dall'alba di questa mattina davvero una folla alla Basilica per poter partecipare